Ciao a tutti, oggi facciamo lo sciroppo con i fiori di sambuco. Allora, per prima cosa andiamo a prendere i fiori di sambuco. Eccoci qua. Allora, per raccogliere i fiori di sambuco, per prima cosa dovete prendere la vostra mountain bike ed arrampicarvi sul codelli e cercare i fiori di sambuco, che sono questi. Allora, questo è un fiore di sambuco che andremo a raccogliere. E in alternativa potete usare anche i fiori da caccia, che sono sempre molto buoni. Io non l'ho mai fatto, però l'ho assaggiato il succo ed è molto buono. Vi consiglio di stare lontani dalle vigne per evitare che sui fiori ci siano i trattamenti delle vigne che in questo periodo hanno cominciato a fare. Adesso torniamo in cucina. Eccoci qua ancora un attimo. Questo è il fiore di acacia, giusto per darvi un'idea. Adesso torniamo in cucina. Eccoci qua di nuovo in cucina, adesso abbiamo il fiore di sambuco e andiamo a vedere gli altri ingredienti. Allora, io ho raccolto 36 fiori di sambuco. Per 36 fiori di sambuco metterò 3 kg di zucchero di canna, 3 limoni biologici italiani, 60 grammi di acido citrico e 3 litri d'acqua. Vi consiglio di avere sempre con voi, quando fate questo lavoro, un bicchiere di vino, perché ci saranno dei tempi morti, quindi avremo anche tempo di bere un po' di vino. Allora, per prima cosa andiamo a prendere i limoni, 3 limoni biologici italiani già lavati. Li prendiamo, eliminiamo le due estremità e andiamo a tagliarli a fettine. Così, ancora uno. Ok, e li mettiamo dentro ad una pentola grande, così. Ci mettiamo dentro i nostri fiori di sambuco. Quando raccogliete i fiori state attenti che non ci siano bestioline o polvere, insomma, che non si possono lavare, altrimenti tutti i fiori cadrebbero. Adesso ci aggiungiamo lo zucchero di canna, tre kg. Potete farlo anche con lo zucchero normale, però lo zucchero di canna è più buono. 3 kg di zucchero, acido citrico 60 grammi. L'acido citrico lo trovate o nei negozi dove vendono prodotti enologici o in qualche agraria o in alternativa anche in qualche farmacia lo dovrebbero avere. Allora, poi mettiamo 3 litri di acqua. Io mi aiuto con la misura utilizzando una bottiglia di plastica. Allora, 1,5 litri. Ok, ancora una. Quando farete questo lavoro avrete la casa che profuma di sambuco per qualche giorno. Ok, adesso andiamo ad accendere il fuoco. Facciamo una mescolatina. Prendiamo un mestolo di legno che mi sono dimenticato di preparare. Andiamo a muoverlo un po'. Se accendo la luce si vede anche meglio. Ecco, andiamo a muoverlo un po'. Se lo fate come me con lo zucchero di canna, il risultato sarà più scuro. Non sarà chiaro, trasparente come si vede di solito, ma sarà un po' più scuro, ma io lo preferisco. Ok, bene, adesso lo lasciamo andare
andare in ebollizione, lo faremo bollire per circa una decina di minuti e poi sarà pronto. E adesso stacchiamo e ci rivediamo dopo. Eccoci qua, adesso il nostro siroppo è stato portato a bollore e l'abbiamo lasciato bollire per 10 minuti. Adesso è praticamente pronto, possiamo andare a spegnere il fuoco. Vediamo questo. Ed andiamo a passarlo. Per passarlo io utilizzerò un passaverdura con una pentola. Chiaramente andrò a recuperare il liquido perché è quello il buono. Allora, 2 presine, evitare di ustionarsi. Vieni Martina. Andrò a versarlo cercando di non fare disastri, di non buttarlo fuori come sto facendo. Siamo quasi. Ok, questo praticamente è lo scarto, così, poi verrà buttato via e qui abbiamo il nostro siroppo che adesso lo lasciamo raffreddare un po' e poi andremo a metterlo nei vasi. Ci vedremo fra una mezz'oretta. Eccoci, adesso andiamo ad imbottigliarla piano piano senza fare disastri. Io sto usando adesso delle bottiglie con il coperchio ermetico, potete anche usare dei vasi. Adesso lasciamo lì, facciamo andare via la schiuma, poi la riempiamo bene, facciamo anche le altre. Mi raccomando, state attenti a non sporcare la cucina di questo perché è zucchero praticamente, è difficile da pulire. Ok, così. Poi i vasi, queste sono le bottiglie, sono già state lavate, sono nuove, sono state lavate. E poi però andranno comunque fatte bollire per essere sterilizzate, poi faremo vedere come. Allora, un attimo, prepariamo anche queste. Se non volete usare le bottigliette, potete usare anche i vasetti piccoli, i vasi, quelli 4 stagioni, come questi. Però magari quelli più piccoli, anche se volete fare un regalo, magari regalate la bottiglietta piccola a qualche parente, così, non so, bambini, quello che avete, insomma. In questo caso usiamo i coperchi, quelli monouso. Ecco, utilizzando lo zucchero di canna abbiamo questo colore scuro. Se invece usiamo lo zucchero, quello classico, bianco, lo sciroppo sarà chiaro, quasi trasparente, opaco, diciamo. Andiamo a riempirne un altro. Dovrebbe venire ancora questa. Con lo zucchero di canna però il sapore è più buono, è un po' caramellato. Ok, andiamo a fare i livelli delle altre bottiglie. Siamo quasi. Così. Questa. Lasciamo sempre 1-2 cm di aria sopra. Poi può capitare, allora, lo sciroppo fatto così dovrebbe durare 6 mesi, dai 6 mesi a un anno. Se dovesse fermentare, non è un difetto, è un po' il suo proprio, perché ha comunque ancora delle fibre di fiori di sambuco e anche il limone, e quindi tenderà un po' a fermentare, ma non c'è niente di strano. L'importante è tenerlo in un posto fresco e al riparo dalla luce del sole e si conserverà benissimo. Allora, andiamo a fare ancora questa. Così. Vediamo, forse riesco a fare ancora una bottiglia. Forse.
Bene. Quasi quasi che arriviamo lì. Sì, sì, riusciamo a farne ancora una. Bene, lasciamo che vada giù la schiuma. Intanto andiamo a chiudere i nostri tappi. Allora, per questo usiamo il coperchio, sempre usare coperchi nuovi. Questi vasi si possono riutilizzare, i coperchi no, il coperchio è monouso, si utilizza una volta sola e poi va cambiato. Adesso chiudiamo e andiamo a mettere le nostre bottiglie all'interno di una pentola grande che poi andremo a riempire di acqua calda. Allora qua c'è un po' troppo, così. Lasciamo sempre questi 2 cm di aria circa. Questa. Ok. Vediamo. Poi con lo sciroppo di sambuco ci potete fare dei dolci, oppure ci potete fare, potete berlo allungandolo con l'acqua, lo potrete bere come si fa con lo sciroppo solitamente, oppure ci potete fare lo spritzugo con un po' di spumante, un po' di ghiaccio, fogliolina di menta, ecco. Adesso vieni qua Martina. Le bottiglie e il vaso sono tutto dentro la pentola. Io adesso vado a riempire la pentola di acqua calda. E quando si fa questo lavoro l'acqua dovrebbe coprire tutto, anche la parte superiore del coperchio. In questo caso non ci riusciamo perché la pentola è un po' troppo bassa, ma ho solo questa. Quindi in questo caso va bene lo stesso, però l'ideale è sempre che l'acqua vada a coprire il coperchio. Adesso andiamo a riempirla un attimo, poi la mettiamo sul fuoco. Potete mettere all'interno, per evitare che i vasi e le bottiglie sbattano e possono andare a rompersi, potete usare un canevaccio come questo e andare a metterlo così per dividere le bottiglie, così eviterete che si rompano. Andiamo a riempire bene. Ok, un attimo. Sì, perfetto. Adesso prendiamo la nostra pentola, la portiamo sul fornello. Mi raccomando, i vasi devono stare dritti, in piedi. Accendiamo il fuoco, ok, lo mettiamo qui. Adesso da quando comincerà l'ebollizione dell'acqua, mezz'ora 40 minuti. Facendo bollire mezz'ora 40 minuti avremo fatto la sterilizzazione del vaso e quindi poi il prodotto ci durerà anche per un annetto. Bene, vi saluto, nel prossimo video faremo lo spritzugo così vediamo come usarli. Ciao!